perché prima di dare la parola anche a Marino e poi all'intervento del professor Bastiani, che chiameremo fra qualche minuto, perché voglio chiederti, Chiara, questi piani nazionali, questo piano nazionale per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere, almeno diciamo così, leggendo le cronache di giornali, ma dovrebbe essere, perché non ho letto il provvedimento per intero, ma dovrebbe essere approntati entro la fine di aprile. Ora, ho visto naturalmente che molte organizzazioni, ad esempio i consorzi di bonifica, qualche giorno fa c'è stato ad esempio anche un contributo importante del WWF, no? Che ha fatto una propria iniziativa. Insomma, molte organizzazioni, associazioni si stanno, stanno promuovendo iniziative proprio perché vogliono dare un contributo affinché il piano nazionale per la ripresa e la resilienza accolga le proprie istanze, no? Parlavi prima appunto del dissesto idrogeologico, ad esempio in Veneto si presume ci sia la necessità di investire una somma pari più o meno a 4 miliardi e mezzo di euro per diciamo così, realizzare degli interventi di sicurezza idraulica, che naturalmente non saranno tutti compatibili, immagino, con i possibili interventi che si possono realizzare con appunto il PNRR, cioè il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, perché non saranno le casse di espansioni, opere idrauliche, ciclopiche, non possono essere realizzate in Italia almeno in 6 anni. Ma come possiamo dare effettivamente un contributo per influenzare affinché il PNRR accolga le istanze e i programmi d'azione che sono già pronti in qualche caso? In altro caso lamento il fatto, ne parlavamo anche prima, che purtroppo molti processi di contratti di fiume in Veneto si sono in qualche modo arrestati, ma io spero che naturalmente anche questa opportunità, questa è la programmazione 2021-2027, magari anche la leva economica possa in qualche modo ridare vita a questi processi di democrazia partecipativa e ai programmi d'azione che dovevano essere approvati. Come possiamo, cioè qual è il meccanismo con cui questi programmi d'azione o le azioni proposte dai contratti di fiume poi possono essere accolte appunto nel PNRR, nel piano nazionale di ripresa e resilienza? Poi se vuoi intervenire tu. Aiutare a far arrivare questi programmi di azione dei contratti di fiume dentro anche la programmazione dei piani. Ovviamente noi abbiamo impegnato il governo, il Ministero dell'Ambiente in primis, perché questo piano verrà definito a livello nazionale, anche con un coinvolgimento delle regioni e dei comuni, che poi dovranno in qualche modo dire che tipo di interventi ritengono fondamentali sul proprio territorio. Io so ad esempio che i comuni hanno, e credo anche le regioni, hanno fortemente insistito col governo perché una quota importante del recovery fund fosse destinata alla messa in sicurezza del territorio, al dissesto idrogeologico, perché sappiamo che questo è un tema che non solo danneggia l'ambiente, ma crea danni, a volte addirittura perdite di vite umane, ma poi danni economici enormi che sono difficilissimi da recuperare, no? Quindi c'è una sensibilità trasversale diffusa su questo tema. Sarà importante fare in modo che questi finanziamenti vadano a progetti che hanno le caratteristiche dei contratti di fiume, quindi nel piano del recovery non ci sarà il finanziamento del contratto di fiume del Brenta, per capirci, o di un altro fiume, ma ci sarà, auspichiamo, almeno noi abbiamo chiesto al governo, il fatto che queste risorse vadano a finanziare interventi, ad esempio per la prevenzione del rischio idrogeologico, che tengano dentro anche azioni di recupero della qualità delle acque, di manutenzione sostenibile, di ripristino della naturalità, diciamo, degli habitat e dei contesti fluviali, e quindi che abbiano un'impronta e delle caratteristiche che siano coerenti con gli obiettivi che i contratti di fiume si pongono, perseguono. Poi molto dipenderà anche dalla capacità dei territori, delle regioni, dei comuni, diciamo, di mettere a disposizione già progetti che hanno questo impianto e questa impronta, perché come dicevi giustamente tu all'inizio, qual è la caratteristica dei soldi del recovery? È che dovranno essere spesi molto velocemente, cioè non si potrà stanziare delle risorse che poi restano lì
decenni inutilizzate. No, pena la restituzione, dovremo usarle e fare queste opere velocemente. Però anche su questo